Venerdì 10 gennaio, buongiorno Sicilia, da Angelo Gagliano e da Emanuela Corsi, buongiorno. E allora, come sempre, cominciamo con la cronaca, con le notizie. Partiamo dal Far West. Ieri pomeriggio a Catania si è costituito l'autore della sparatoria in Piazza Palestro e in fin di vita il 21enne, che è stato raggiunto da 5 colpi di arma da fuoco al torace. Il movente sarebbe passionale. È appesa ad un filo la vita di Giuseppe Francesco Castiglione, il 21enne gravemente ferito a colpi d'arma da fuoco in Piazza Palestro, cuore pulsante di Catania. L'agguato è scattato ieri intorno alle 15, quando il giovane è stato colpito da una raffica di proiettili calibro 22, 5 dei quali hanno raggiunto il bersaglio. A sparare in pieno giorno in una piazza affollata è stato un ventenne che qualche ora dopo si è costituito alla caserma dei carabinieri di Mister Bianco. Per lui è scattato il fermo per tentato omicidio. Il movente sarebbe legato alla sfera passionale, probabilmente per una ragazza contesa. Giuseppe Francesco Castiglione, trovato a terra dalle volanti della polizia intervenute dopo una segnalazione al 112, è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Garibaldi Centro, dove è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico. I proiettili hanno infatti perforato intestino, fegato, un polmone e la milza. Quest'ultima è stata asportata. Le sue condizioni sono disperate. I rilievi sul luogo della sparatoria sono stati eseguiti dagli agenti della scientifica. Sulla vicenda indaga la sezione omicidi della squadra mobile. La procura di Catania ha aperto un'inchiesta. Andiamo subito da Emanuela Corsi proprio per questo fatto di cronaca. Sì, andiamo a vedere la pagina di Catania della Sicilia di oggi, dove troviamo appunto questa notizia in primo piano: spari al Fortino, 21enne in fin di vita, tentato omicidio in pieno giorno appunto in Piazza Palestro. Il pistolero si è poi costituito in serata. L'indagato sotto torchio per diverse ore negli uffici della squadra mobile. Il movente appunto sembra essere quello passionale. Ricordiamo che questo fatto è avvenuto alle 18 di ieri. Una signora al cellulare, leggiamo, ha anche calpestato il sangue presente sul marciapiede, cioè come se nulla fosse accaduto. 3 ore prima invece Giuseppe Francesco Castiglione, questo è il nome della vittima, è stato colpito da 5 proiettili calibro 22 alle spalle. Tra l'altro la Sicilia scrive che il padre di questo ragazzo, Francesco Castiglione, era morto nel 2022 in un incidente quasi domestico. È precipitato da un'impalcatura mentre faceva dei lavori di ristrutturazione nella casa del figlio in via Aquicelle. Insomma, una tragedia familiare dietro appunto questa sparatoria. È un'altra tragedia, quella di cui parliamo adesso, una bruttissima storia che arriva da Palermo. Il papà che si è suicidato a causa delle continue minacce, delle vessazioni cui era sottoposto non solo dalla figlia ma anche dal fidanzato di questa. In una lettera il papà, prima di togliersi la vita, scrive: mi hai distrutto la vita, adesso ti porterai questo fardello. Sentiamo e vediamo il servizio. Mi hai distrutto la vita, sei un'abile manipolatrice. Il papà, suicida di Palermo, ha lasciato 2 lettere e un testamento prima di impiccarsi nella sua abitazione. Da quei fogli emergerebbe il grido disperato contro la pressione psicologica e le richieste economiche della figlia, 14enne all'epoca dei fatti e ora 15enne, già mamma. In una delle lettere indirizzate alla figlia, l'uomo, trovato impiccato dal figlio, scriveva: estorcermi migliaia di euro, farmi gonfiare di botte, distruggermi la macchina, sputato, deriso, visto come un mostro che non sono. Adesso te la devi vedere con Dio e portarti per tutta la vita questo fardello. La mia morte è la distruzione della tua famiglia. Credimi, scrivo con tanto dolore dentro. Ti ringrazio di tutto, anche di non avermi fatto conoscere mio nipote. Vorrei perdonarti, ma non ci riesco. Non rabbia, ma disprezzo. Lo stesso disprezzo che hai per me. Parole forti, dure, che l'uomo ha scritto prima di suicidarsi. Nel carcere minorile di Malaspina è rinchiuso il fidanzato della figlia del papà suicida. Le richieste di denaro erano quotidiane. Versami 50 euro per il papà del mio fidanzato, scriveva la ragazza. È detenuto. Proprio sul passato da pregiudicato del suocero, la figlia faceva leva per minacciare il padre. Se non mi dai 1000 euro, scriveva in un WhatsApp, dico tutto al papà del mio ragazzo e ti faccio ammazzare per davvero. E poi le richieste anche del fidanzato della figlia: 500 euro per la PlayStation, un finanziamento per acquistare un
con ciclomotore, soldi per giocare d'azzardo. Una ragazzina, poco più che bambina, e il fidanzato, figlio di un pregiudicato, sono accusati di estorsione aggravata e di avere sostanzialmente indotto l'uomo al suicidio. E c'è un aggiornamento sulla notizia con cui abbiamo aperto, cioè sulla sparatoria di ieri pomeriggio in piazza Palestro a Catania, perché è morto Giuseppe Francesco Castiglione, cioè il giovane ferito. Avevamo detto era in condizioni disperate. Il decesso è avvenuto per arresto cardiaco a seguito delle gravissime ferite addominali che aveva riportato nella sparatoria di ieri in piazza Palestro proprio a Catania. Torniamo da Emanuela e torniamo invece alla vicenda di Palermo. Un'altra vicenda che veramente lascia senza parole. Allora, vediamo su Repubblica Palermo questa notizia: il padre suicida e la chat dei fidanzati diabolici. Mi deve dare 4.000 euro, non me ne fotte niente. Queste le parole del ragazzino. Pressioni della coppia per avere i soldi per fare avere i soldi a un mafioso della Guadagna, che sarebbe appunto il padre del fidanzato. I PM: la vittima era diventata un limone da spremere. Non solo PlayStation, unghie finte, scooter nuovo di zecca, i soldi che la coppia di ragazzini ha estorto al padre di lei sono serviti appunto anche per mantenere la famiglia di lui. Parte del denaro era destinato a soddisfare le esigenze in carcere del padre del ragazzo, condannato per reati gravi legati alla criminalità organizzata. E poi andiamo a vedere anche la Gazzetta del Sud, che titola così: cronaca di un suicidio annunciato. Palermo, la figlia e il fidanzato hanno spinto un 48enne esasperato a togliersi la vita. Il retroscena dell'inchiesta: i messaggi della quindicenne, i ricatti per ottenere soldi, accontentare le richieste del ragazzo. La vittima, nella lettera d'addio, ha detto: sono stanco, mi voglio liberare. Voltiamo decisamente pagina adesso, siamo al ponte sullo Stretto. Ha battuto il primo ostacolo, inammissibile la class action di 104 cittadini. Arriva la decisione del Tribunale delle Imprese di Roma che ha respinto la class action presentata da 104 cittadini che avevano mosso un'azione inibitoria collettiva contro il ponte e in particolare contro la società Stretto di Messina SpA. La richiesta dei ricorrenti era quella di accertare la responsabilità della società e il danno ingiusto causato per la violazione del dovere di diligenza, correttezza e buona fede, proseguendo nell'attività per la realizzazione del ponte sullo Stretto, nonostante, secondo i ricorrenti, l'opera non abbia alcun reale interesse strategico e non sia fattibile sotto i profili ambientali, strutturali ed economici. Il loro ricorso è stato rigettato perché non c'è ancora un progetto definitivo. I giudici hanno sentenziato che non c'è alcun pregiudizio evidente, nessun danno ambientale in questa fase e quindi l'azione inibitoria è prematura e non è giustificata da alcuna motivazione, poiché la società Stretto di Messina agisce in base a una legge dello Stato e le procedure di approvazione del progetto definitivo sono ancora in corso. Nella sentenza, la 17ª sezione del Tribunale di Roma ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese di giudizio in favore della società Stretto di Messina nella misura di circa 240.000 euro, oltre gli oneri di legge. Per il vice premier Matteo Salvini quella di oggi è una sconfitta per i signori del no. Di importante risultato parla l'amministratore delegato della società Pietro Ciucci. L'obiettivo dei ricorrenti era unicamente quello di rallentare le procedure in corso, ha detto Ciucci, mentre i legali dei ricorrenti stanno ragionando su un ulteriore ricorso dopo aver letto le motivazioni della sentenza. Anche su questo tema andiamo da Emanuela per i quotidiani in edicola, tante le notizie sul ponte. Dalla Sicilia, pagina 7, vediamo: Ponte ha battuto il primo ostacolo, inammissibile la class action di 104 cittadini. Senza il progetto definitivo, quale danno ambientale? Ma ci sarà il ricorso. E poi oggi la Sicilia propone anche qualche numero per quanto riguarda l'opera, il ponte sullo Stretto. Intanto la lunghezza complessiva sarà di 3.666 metri, 3.300 la lunghezza della campata centrale. E poi vediamo 65 metri di altezza di canale navigabile centrale per il transito delle grandi navi. Anche qui ci furono tanti rilievi, insomma tante domande. E ancora quasi 400 metri l'altezza delle due torri.
e 2 coppie di cavi per il sistema di sospensione, mentre la lunghezza complessiva dei cavi sarà di oltre 5.000 metri. Ma vi faccio vedere anche un altro dato. Percorrere Roma-Palermo con il ponte sarà della durata di 6 ore, quindi un viaggio di 6 ore contro le 12 attuali per i tempi naturalmente poi di traghettamento. Esatto. Grazie Emanuela, fra poco torniamo di nuovo da te. Intanto adesso siamo a Catania, finanziata dalla Regione, la bonifica di via Toledo, l'area trasformata in una maxi discarica, i cittadini sono esasperati, qui dicono spaccio di droga, prostituzione, tanta inciviltà. La terra dei fuochi a pochi metri dal porto di Catania e dalla nuova pista ciclabile. Nelle immagini che vedete un uomo brucia guaine per racimolare pochi euro di rame. Poco più avanti un albero di Natale piantato da una residente, sradicato dall'aiuola e bruciato in quel che una volta era un campetto di calcio. Scene di ordinario degrado in via Moncada e in via Toledo, quest'ultimo oggetto di un intervento di riqualificazione da 350.000 euro inseriti nell'ambito dell'ultima finanziaria regionale. Soldi che serviranno ad una bonifica della zona dove attualmente si trovano tonnellate di rifiuti. Speriamo che con questo finanziamento della Regione si riesca a dare un po' di luce a questo centro. Basterà soltanto togliere i rifiuti da questa zona? È chiaro che no. In questo luogo fino al 1999 c'era un asilo, adesso restano soltanto lo scheletro, la spazzatura e i ricordi del custode. Era un asilo 23 anni fa, c'è più di 100 bambini, questo è un quartiere molto pulito, dopo 23 anni e c'è questa schifezza, un degrado enorme. A microfoni spenti alcuni residenti che hanno chiesto l'anonimato per evitare ritorsioni parlano di una zona invivibile e pericolosa dove regnano spaccio di droga e prostituzione. Quasi nascosta dal nastro e da improvvisate barriere si scorge una scritta in colore rosso: Catania pulita. Non sappiamo se auspicio, goliardata o beffa. Torniamo ai quotidiani, le altre notizie adesso con Emanuela Corsi. Sì, vediamo la prima pagina di Repubblica Palermo. Nel taglio alto c'è ancora il delitto di Piersanti Mattarella, l'ultimo testimone, parla mercandante, vidi il killer mentre sparava, il killer che è stato identificato in Antonino Madonia, figlio appunto del boss Francesco. In 45 anni non sono mai stato sentito dai PM. E poi il tema in primo piano è ancora la sanità siciliana, scontro sulla sanità malata, organici all'osso, ma la regione recluta medici negli uffici. Nell'elenco ci sono parenti di politici e burocrati. I sindacati accusano nepotismo, la replica: così sblocchiamo le assunzioni in corsia. Il caso finisce all'Ars. E poi un altro approfondimento per le morti in ospedale. Schifani scarica i dirigenti, niente alibi. A proposito di quello che accade negli ospedali, oggi c'è questo racconto che riguarda il Villa Sofia Cervello, ospedale palermitano, scandalo cervello, pazienti in barella dal 31 dicembre. E ancora vediamo di spalla è questo tema, il doppio sfregio alle donne vittime di violenza, perché c'è una legge regionale che vuole le assunzioni appunto delle donne che hanno subito degli abusi, delle violenze appunto da parte di uomini, però non vengono, in realtà questa legge non viene applicata. E poi ancora vediamo, cambiamo decisamente argomento, la fotonotizia con Luca Toni con la maglia rosa. Toni è il secondo amore per i rosa, io credo ancora nella Serie A. È stato un grande bomber, uno dei più grandi, un rosanero, e quindi vive comunque una vigilia particolare, considerato che poi si gioca con il Modena la prossima partita. Sì. Andiamo a vedere all'interno questa notizia: la beffa delle donne abusate, è bloccata la legge che garantisce un impiego a distanza di un anno, ferma la norma dell'ARS per le vittime di violenza, l'ALT del governo che punta a fare una disposizione autonoma. Il caso dopo un'istanza bocciata dall'amministrazione, il deputato Lavardera dice è un sabotaggio. La prima pagina della Sicilia invece ci propone intanto il tentato omicidio, vediamo al Fortino, il pistolero sotto torchio
per ore. Qua ancora si parla del 21enne in fin di vita, abbiamo avuto questo aggiornamento appunto della morte di questo ragazzo. E poi ma pizzo se pago, l'apertura di oggi nel giorno in cui si ricorda Libero Grassi, il punto sulla lotta al racket in Sicilia. 34 anni dopo la sua denuncia coraggiosa, in tanti accettano il ricatto degli estortori. La testimonianza: io non ho perso la dignità. Andiamo a vedere appunto la notizia in primo piano con la Sicilia che si piega ancora al racket. Sei in tempo per cambiare strada, è una piaga sociale, dopo 34 anni poco o nulla è cambiato, in molti chiedono servizi paralleli. E poi c'è l'app di Addio Pizzo con le attività non paganti nel ricordo di Libero Grassi. E ancora vediamo nell'altra pagina pagare, parla un imprenditore che non si è piegato al pizzo. Pagare avrebbe significato perdere libertà e dignità. Lui è l'imprenditore Caniglia che nel 1999 sfidò i suoi estortori. Andiamo a vedere velocemente anche la prima pagina del Giornale di Sicilia. Anche qui la sanità siciliana sotto accusa, vertice ad alta tensione con i dirigenti di Villa Sofia nel mirino per il paziente morto dopo 17 giorni di ricovero in attesa di essere operato. Chi non sa risolvere i problemi vada a casa. Queste le parole di Schifani, che torna a tuonare contro i manager, ma opposizioni e consumatori attaccano. Servono fatti, non denunce. Andiamo ancora a vedere la Gazzetta del Sud e vediamo appunto nel taglio centrale la foto di quella che sarà appunto l'opera, il ponte respinta la class action di 104 cittadini, ma anche questa notizia che riguarda Messina. Adesso Messina ha il suo piano città, siglata l'intesa tra Comune, Regione, Commissario per il risanamento e Agenzia del Demanio. Dopo la firma dell'accordo, sopralluogo del governatore con il sindaco Alex Sanderson. E ancora vediamo altre notizie che arrivano dalla Sicilia. Spaccio di droga, 11 dure condanne. Il traffico di stupefacenti avveniva tra la città e l'Interland. Il gruppo smerciava cocaina, crack, hashish e marijuana tra Messina e i centri di Torregrotta, Milazzo e Barcellona. Quindi è stata sgominata questa grossa piazza di spaccio. E poi, restando sempre qui nel taglio alto, vediamo la foto di Schifani con questa sanità alla deriva, l'ira di Schifani contro i manager. Chi non è capace torni a casa. Queste le parole appunto del governatore siciliano. Andiamo a vedere all'interno gli ospedali nel caos, appunto l'ultimatum ai manager. Il governatore alza il tiro per scuotere i vertici della sanità pubblica. Se qualcuno non è all'altezza di risolvere i problemi, se ne torni a casa. Poltrone di comodo con me non ce ne sono più. Quindi insomma linea dura, la politica è entrata troppo sulle nomine. Grazie Emanuela, torneremo più avanti fra poco con te per la rassegna stampa nazionale con i fatti anche dall'estero. Intanto però è il momento di parlare di viabilità. Come ogni mattina ci colleghiamo con la Polstrada, il compartimento della Sicilia orientale. Questa mattina con noi da Barcellona Pozzo di Gotto, siamo in provincia di Messina, c'è l'ispettore Raffaele Genovese. Buongiorno ispettore. Buongiorno direttore, studio, buongiorno ai telespettatori dal compartimento Polizia orientale. Vediamo insieme la situazione della viabilità sulla rete di nostra competenza. Nella tangenziale di Catania abbiamo i soliti rallentamenti dallo svincolo di San Gregorio in direzione sud a causa del traffico intenso. Sulla Palermo-Catania persiste la chiusura dello svincolo di Enna in direzione Palermo, pertanto si consigliano le uscite di Dittaino o di Mulinello. Ci spostiamo sulla strada statale, la 192 Enna Catania, dove a causa di lavori di abbattimento che interessano il ponte di Taino è stato attivato il percorso alternativo tramite autostrada, quindi da Catena Nuova o da Agira, in base alla direzione di marcia. Per fortuna non vi sono particolari criticità. Adesso qualche consiglio per viaggiare in sicurezza. Si raccomanda il rispetto delle norme del codice della strada, soprattutto di utilizzare le cinture di sicurezza, rispettare i limiti di velocità e non distrarsi alla guida.
Aspetto molto importante quest'ultimo, che vorrei sottolineare. Vorrei ricordare che l'utilizzo del cellulare alla guida è consentito con appositi apparecchi vivavoci o con auricolare, che però non deve essere indossato in entrambe le orecchie, perché altrimenti provocherebbe l'isolamento acustico del conducente. Mentre per quanto riguarda i motociclisti, vediamo che alle mie spalle c'è un casco, vorrei ricordare che inserire il cellulare all'interno del casco tra l'orecchio e la testa non è una pratica consentita, poiché la presenza dell'oggetto compromette la funzione di protezione del casco stesso. Esistono quindi dei caschi omologati con kit viva voce, come questo in dotazione alla Polizia di Stato. Dalla Polizia Stradale per oggi è tutto. Una buona giornata e una buona strada. Grazie, davvero preziosi questi consigli che arrivano questa mattina da Barcellona Pozzo di Gotto, dall'ispettore Raffaele Genovese, su quelle che sono le nuove norme del codice della strada, entrata in vigore da pochissimo, e soprattutto che cosa si deve fare quando si è alla guida diciamo, quando si utilizzano i device, i cellulari, che sono davvero un elemento di grande distrazione. Grazie ancora, una buona giornata. Adesso la viabilità sulla città di Catania, vediamo lo snodo del Tondo Gioieni, dove c'è rallentamento, così come avviene ogni mattina. Il traffico è particolarmente congestionato, siamo in via Vincenzo Giuffrida adesso, anche qui c'è molto traffico, sia in entrata, devo dire che in uscita dalla città la situazione è sicuramente decisamente migliore. Ci dobbiamo fermare, il primo blocco di questa mattina, la prima sosta, dopodiché torneremo di nuovo alla rassegna stampa, come annunciato con Emanuela Corsi, i fatti nazionali e internazionali. Tutto questo fra pochissimo. Di nuovo insieme, buongiorno Sicilia, torniamo ai quotidiani in edicola oggi con Emanuela Corsi. Sì, partiamo dal Corriere della Sera. In apertura c'è il discorso di Meloni durante la conferenza stampa di inizio anno, in realtà che sostituisce quella di fine anno che non è stata fatta dalla Premier, e quindi leggiamo Musk e tasse, sfide di Meloni. La Premier, grande emozione, la liberazione poi di Cecilia Sala, falsità su mia sorella e strategia. Salvini e il Viminale, Meloni ha detto no al rimpasto. E ancora per quanto riguarda Musk, quindi i rapporti appunto con Elon Musk, dice lui non è un pericolo per la democrazia, queste le parole di Meloni. Soros invece sì, nel 2025 un segnale al ceto medio. E poi vita da Giorgia, le fiction, non ho tempo. E ancora leggiamo servizi segreti, arriva Rizzi al posto di Belloni. Altre notizie, sicuramente la liberazione di Cecilia Sala, oggi su tutte le prime pagine dei quotidiani, con il racconto della giornalista appunto di quei giorni in prigionia appunto in Iran. In cella il nemico è il silenzio, riso e pianto vedendo il cielo. Lei ha affidato appunto questo racconto ad un podcast, adesso è felice ma anche confusa. Si parla sulla prima pagina ancora della morte di Rami, quel ragazzino morto durante un inseguimento delle forze dell'ordine a Milano. Arriva la relazione dei vigili, lo scooter frena e cade. Lo scooter in fuga su cui viaggiava Rami cade in frenata senza che vi sia un urto, con la gazzella dei carabinieri. Questo è quello che scrive la Polizia Municipale di Milano nei verbali. Ricordiamo tutta la polemica appunto che ha visto sotto accusa le forze dell'ordine per questo inseguimento, poi finito con la morte del ragazzo. E ancora per la cronaca, abusi di Capodanno. I video con i ragazzi belgi, la polizia oggi a Liegi, i poliziotti italiani vanno in trasferta appunto in Belgio con 3 video del Capodanno in Piazza Duomo in cui si possono riconoscere i ragazzi belgi e chi stava loro attorno. La ricognizione servirà a identificare i possibili aggressori. Ma un'altra notizia
che oggi vediamo su tutte le prime pagine, soprattutto le foto della distruzione che è in atto in America, in California, esattamente siamo a Los Angeles. Le fiamme e il terrore, la grande fuga da Los Angeles. Ci sono oltre 180.000 evacuati, tutti a rischio, e qui vediamo alcune immagini, il fuoco in alto e poi la distruzione sotto quello che resta di una villa a Malibu. Vediamo tra poco meglio, intanto la notizia in primo piano. Le parole di Meloni: per Sala emozione grande, poi Musk pericoloso, lo è Soros. Queste le parole appunto ieri di Meloni. E ancora vediamo appunto i temi che lei ha trattato durante questa conferenza. In primo piano il ritorno della giornalista, la grande emozione, la gioia appunto di averla riportata a casa, poi il rapporto con Trump. La visita da Trump era l'occasione per confermare un rapporto che si annuncia molto solido, non so se posso dire privilegiato, ha detto Meloni, se riesco partecipo volentieri al suo insediamento. E poi la difesa nei confronti della sorella, spesso attaccata anche dalla stampa. Mi ha incuriosito questo continuo voler raccontare attorno alla figura di Arianna Meloni cose che non erano vere alla prova dei fatti. Penso che ci possa essere a livello politico l'idea di gettare fango. Queste alcune delle parole di Meloni. E poi naturalmente dopo il discorso arrivano gli attacchi delle opposizioni. Non ha parlato degli italiani e le opposizioni tornano all'attacco. Quindi tanti temi toccati, però secondo le opposizioni non ha parlato dei problemi reali del paese. Finita la tregua per la liberazione del reporter, il PD dice si occupa di Musk ma non dei problemi. E ancora Meloni non dice una parola sulle liste d'attesa infinite nella sanità pubblica, sulle bollette insostenibili per famiglie e imprese e sulle pensioni. Queste sono state le parole di Elly Schlein, mentre Conte dice non ha risposto sulle bollette, ha potuto fare quel che le riesce meglio, deviare l'attenzione, non affrontare i problemi e non dare soluzioni. E infine anche Carlo Calenda dice Meloni ha un problema nel definire la sicurezza nazionale, Musk è un soggetto pericoloso e consiglia alla Premier di scegliersi meglio gli amici. Queste le parole del leader di Azione. E poi invece torniamo a parlare del caso di Cecilia Sala, che è stata liberata. Mi ha salvata un libro, ha raccontato lei, ho riso per un uccellino, il nemico lì è il silenzio, sono arrivata a temere per la mia vita. Dicevamo, lei ha affidato questo racconto ad un podcast, ricordiamo anche le tappe. Lei è stata arrestata il 19 dicembre, dietro questo arresto ci sarebbe questo scambio perché pochi giorni prima era stato arrestato un iraniano in Italia. Stiamo parlando di Mohammad Abedini, che è un ingegnere iraniano, appunto arrestato il 16 mentre la Sala il 19, quindi 3 giorni dopo. E poi 2 giorni fa Cecilia Sala è stata rilasciata dalle autorità iraniane ed è tornata in Italia, accolta dalla Premier, dai genitori, dal fidanzato e dai colleghi giornalisti. Andiamo a vedere la stampa di oggi. Sempre con Cecilia Sala in primo piano, sentivo le urla dei detenuti in cella, 20 giorni di terrore, il racconto di Sala ai Ross, interrogatori continui per resistere, contavo le dita, nuovi dettagli sulla trattativa, il ponte di Palazzo Chigi tra Iran e Mar-a-Lago. E poi a proposito c'era una volta in America perché i big americani si sono ritrovati tutti assieme per i funerali di un ex presidente Carter, quindi Bush, Clinton, Obama, Biden e Trump, tutti assieme ai funerali di Carter. Come sono cambiati gli Stati Uniti che stanno vivendo questo inferno di fuoco, le fiamme distruggono i simboli di Hollywood.
Andiamo a vedere il Fatto Quotidiano a proposito dei retroscena di questa cattura di Cecilia Sala e poi naturalmente della liberazione. Oggi il Fatto Quotidiano scrive: ipotesi del Ross, Sala fu tradita da insospettabili. I PM valutano il reato di tortura per gli iraniani. Grazie Emanuela, più avanti ci ritroveremo anche con te. Intanto adesso ci sono le previsioni meteo, subito dopo saremo di nuovo insieme. Bentrovati, un aggiornamento con le previsioni per la giornata di venerdì, quando ritroveremo della variabilità sull'Italia, ma inizialmente tempo in prevalenza stabile, poche piogge. Aumenterà il rischio di precipitazioni nella seconda parte del giorno al centro-sud e della neve che tornerà a scendere sulle Alpi settentrionali anche fino verso i 1000 metri di quota. Sulla Sicilia, giornata di sole alternata a qualche annuvolamento in transito, ma senza piogge. Giornata per lo più asciutta, tra l'altro con venti tesi da ovest e difatti i venti saranno di caduta tra Siracusa e Catania, qui con massime fino a 23 gradi, giornata parecchio mite. Comunque anche altrove massime di 18-19 gradi. Sabato inizialmente bel tempo, poi dalla serata inizia a peggiorare con instabilità su ovest Sicilia, instabilità che nel corso di domenica interesserà tutta l'isola, con un calo delle temperature. Per quanto riguarda invece i valori termici di sabato, ancora senza variazioni o in lieve flessione, ancora Siracusa 23 gradi. Ulteriori dettagli e approfondimenti scaricando l'app di Trebi Meteo. Rieccoci di nuovo insieme a Buongiorno Sicilia e do il benvenuto, buongiorno, al dottor Gerardo Diana, buongiorno. Buongiorno a lei. Il presidente del consorzio Arancia Rossa di Sicilia, IGP. Allora, è un prodotto che ci invidiano tutti, è una eccellenza della nostra terra, è qualcosa che voi, devo dire, fate conoscere molto bene perché la portate in tutto il mondo possibile. Però ogni anno fate questa cosa qua che mi incuriosisce parecchio, quella di omaggiare l'Etna, facendo questo percorso, questa risalita sul vulcano Etna, come per dire ce l'abbiamo fatta anche quest'anno, siamo qui a donarti i frutti della tua terra, perché poi insomma è la terra anche dell'Etna. Guardi, io da ex straniero, perché sono arrivato qui nel 1996, ho sempre visto questa terra fantastica, con degli occhi forse diversi. Ogni mattina quando dalle aziende vediamo l'Etna ci commuoviamo e secondo me avere un vulcano attivo di più di 3400 metri, conosciuto in tutto il mondo, che fa parte del nostro disciplinare. Il disciplinare per un consorzio di tutela significano le regole di produzione. È fondamentale che noi ogni anno ci ricordiamo di questo legame col territorio, con questo microclima che poi ci dà queste arance uniche. Stiamo vedendo delle immagini, fra le altre cose, splendide. Questo è merito veramente della Sicilia, del Cinoperatore e veramente di questo territorio che è unico. Questa risalita qui la vediamo da solo, risalire quanto fai? Sono 1000 metri di dislivello sia in positivo che in negativo, quindi salita e discesa. In verità non sono solo, perché c'è anche la mia canina che ci sta aspettando fuori dallo studio e poi si sono uniti a noi tanti agricoltori in delle parti del cammino che è anche un messaggio, cioè noi dobbiamo smetterla di essere la Sicilia di Sciascia in cui ogni uomo è un'isola, ma dobbiamo essere una Sicilia che si unisce veramente, perché a volte noi facciamo delle unioni di carta, delle unioni di parole, invece dobbiamo fare delle unioni per portare i nostri prodotti sui mercati italiani, europei e mondiali. Questa, torno di nuovo sulla risalita sull'Etna, è una sorta anche di metafora, no? Perché ci sono tanti sforzi per arrivare in cima al vulcano, ma ci sono tanti sforzi anche per portare questo prodotto finito che arriva a dicembre e poi sino a maggio sulle le tavole nostre siciliane certamente, ma
di tutti quelli che hanno l'opportunità, grazie anche a voi, di poterlo conoscere. Eh sì, non vorremmo tirarcela troppo, però diciamo una salita secondo noi implica un po' lo sforzo che c'è per portare questo frutto che da fiore a maggio diventa poi un frutto che è pronto ad essere sulle tavole degli italiani e degli europei da gennaio, fine dicembre fino a aprile-maggio. E quando arrivi finalmente sulle quote sommitali lì, secondo noi arrivi un po' sulle tavole dei consumatori, di chi ci apprezza, ed è un bel momento. La discesa però ci ricorda che noi oggi stiamo raccogliendo, ma a aprile avremo una fioritura e dobbiamo già prepararci per il frutto del 2026, quindi non c'è un attimo da perdere. Abbiamo già detto che l'arancia rossa di Sicilia, IGP, arriva in tutto il mondo. La fate arrivare in tutto il mondo grazie al vostro consorzio, ma è anche è un mezzo per favorire il turismo, per fare conoscere quelle che sono queste splendide, insomma, soltanto noi abbiamo questo prodotto, nessun altro ce l'ha. È proprio così, vede, questo prodotto arriva non grazie a noi ma grazie ai nostri associati in 3 continenti, tra fresco e trasformato, e questo è un vanto, perché pensare che da 32 comuni, di cui alcuni molto piccoli interni della Sicilia, questo prodotto arriva in Europa, in Asia e nelle Americhe, è sicuramente qualcosa che a tutti noi fa piacere, dovremmo esserne più orgogliosi, dovremmo valorizzarlo sempre meglio, e qui è compito del consorzio. E poi c'è un discorso del turismo. Il turismo legato al cibo è una cosa che è molto apprezzato. I dati che vedevamo ora ci dicono che le grandi città siciliane hanno fatto il boom, non è così vero nei piccoli comuni. Ecco anche cosa ha significato l'arrivo del presidente Mattarella nel comune di Militello, che è uno dei 32 comuni dell'IGP. Lei ha fatto un riferimento prima a quello che riuscite a produrre, perché tra prodotto fresco, cioè tra il frutto, e poi anche quello che date a disposizione all'industria per i preparati che servono, che poi arrivano anche sulle nostre tavole, non solo, sono circa 30.000 tonnellate tra arance e prodotti, diciamo, lavorati. Tutto questo significa che dietro c'è un lavoro quotidiano, continuo, senza sosta. Faceva riferimento prima alla fioritura e poi si arriva al prodotto finito, ma per arrivare alla fioritura c'è tanto lavoro. Pensi che addirittura su delle varietà, il tarocco, Sant'Alfio, Vigo, eccetera, abbiamo nello stesso momento il frutto dell'anno passato e il fiore dell'anno futuro, è un miracolo della natura. C'è un enorme lavoro fatto da tantissimi uomini e donne che ogni mattina si svegliano e sia che piova o che non piova, che faccia caldo o faccia freddo, mettono i loro sforzi ma anche la loro testa, perché una cosa che a me commuove sempre è vedere quanti dei nostri collaboratori veramente mettono il cuore in quello che fanno, mettono la testa e c'è una grande voglia di crescere. Dobbiamo essere sempre più bravi e sempre più forti. I vostri sacrifici si scontrano spesso con molte difficoltà, perché è chiaro che ci sono difficoltà per fare quello che fate ogni giorno. Cosa vi spinge? Cos'è che vi dà la forza di portare avanti quello che fate? Perché lavorare la terra è dura, è molto dura, però poi penso la soddisfazione sia grande quando si arriva a vedere il frutto sull'albero, no? Che è diventato uno splendore. Direttore, sì, è il mestiere secondo me più bello al mondo, ci sono dei momenti di grande sconforto, sono ormai più di 20 mesi che combattiamo con la siccità, in silenzio, in maniera fattiva. Bisogna dire che la Regione ha intrapreso dei primi passi importanti, però dobbiamo accelerare perché forse non ci stiamo rendendo conto, ma io ho paura e spero di sbagliarmi che il prossimo anno sarà ancora più faticoso. C'è un governo nazionale che ha già dei fondi stanziati per noi agricoltori con Agricat, con Agea, però questi soldi continuano a rimanere a Roma e non sono disposti e non vengono portati sul territorio, e questo è imperdonabile. Credo che qualcheduno, i nostri tanti deputati nazionali veramente di destra, di sinistra e di centro dovrebbero lavorare insieme per portare queste risorse che ci possono consentire di arrivare con un prodotto sempre più bello, perché il mercato vuole un prodotto bello, sano, e poi c'è tutta la battaglia dei prezzi che affrontiamo giornalmente. E c'è una competizione anche a livello internazionale, perché molte volte si vedono delle arance, si vedono, diciamo, dei prodotti, degli agrumi che arrivano
anche nei nostri mercati, perché no? Ma da dove arrivano? Competizione, vede, secondo me la competizione fa bene, però la competizione deve essere leale. Se io ho un arbitro, come è successo in un mondiale, l'arbitro Moreno, che mi fischia sempre contro, io la partita non la vinco. Allora i nostri stipendi sono diversi, le norme che ci dicono di come dobbiamo lavorare in sicurezza sono diverse, poi ci possono essere degli errori, ma quello è un altro discorso, però ragioniamo veramente per punti chiave. Le norme sulla salubrità dei prodotti sono diverse, allora noi con le stesse regole dobbiamo competere, ma per me è molto difficile, voglio dire impossibile, competere con chi paga 5 euro al giorno, come avviene nel Nord Africa, può utilizzare prodotti che noi non possiamo più utilizzare, e con questi non c'è competizione. Allora non è che noi vogliamo chiuderci su noi stessi, ma noi dobbiamo avere delle regole uguali perché dobbiamo portare questo mondo a migliorare. Così, diciamo, non è aiutare queste popolazioni, ma aiutare dei fenomeni che non sono ammissibili né da noi né da altri. La vostra è una realtà importante, perché i numeri sono decisamente significativi. 500 sono le aziende agricole che sono associate per un totale di 6.500 ettari certificati con IGP, ma devo dire che ci sono anche 800 di questi ettari che sono in regime di biologico, quindi c'è un costante aggiornamento, siete attenti anche a quella che è la qualità, soprattutto la qualità, quella è fondamentale. Direttore, ormai la qualità è un prerequisito, la qualità è tante cose, noi in maniera semplicistica definiamo qualità solo se un frutto è grande o piccolo, questo è sbagliato, ma il consumatore compra con gli occhi, ma siamo pronti anche a questa sfida. Qualità però è anche l'attenzione per l'ambiente, l'attenzione per le api, l'attenzione per i nostri collaboratori, è l'attenzione che noi poniamo a non disperdere nelle nostre aziende un singolo litro di acqua. Qualità è tante cose, non possiamo stare fermi, quindi questi numeri ci dicono che possiamo essere piccoli o grandi. Io sono alto di 2,1 metri, in un determinato contesto posso essere alto, in America dove ho studiato ero piccolo, quindi piccolo o grandi sono numeri relativi, dobbiamo lavorare ogni giorno e ricordarci sempre che chi vive sperando muore, non lo diciamo perché siamo in televisione, quindi diamoci verso perché oggi chi si ferma non resta fermo ma va indietro. Prima di salutarci, c'è una sfida che lei, il consorzio, si è messo davanti per il futuro anche immediato? Migliorare sempre, proporre soluzioni alla politica, non avere paura di dire ogni tanto dei no, far applicare quello che è il nostro disciplinare a tutti quanti, a prima ognuno di noi che è nel consiglio, poi a tutti i soci, siamo tutti uguali, siamo amici, ma dobbiamo tutti quanti rispettare le stesse regole perché solo così siamo inattaccabili e possiamo conquistare nuovi mercati. Una bella spremuta d'arancia, devo dire IGP, arancia rossa, IGP sicuramente ci vorrebbe a questo punto della mattinata perché quello che ci dà una spremuta d'arancia vera probabilmente non si può avere da nessun altro prodotto che si può trovare anche finito, sicuramente di alta qualità, però certamente se noi pigliamo un'arancia fresca, la tagliamo, la spremiamo, è qualcosa di veramente meraviglioso. Grazie per quello che fate, grazie per come lo fate, perché c'è grande amore nelle sue amore, passione nelle sue parole e nel vostro modo di agire. Grazie ancora al dottore Gerardo Odiana, il presidente, lo ricordiamo, del Consorzio Arancia Rossa di Sicilia, IGP. Alla prossima, in bocca al lupo, buon lavoro. Grazie, viva il lupo. E allora adesso noi ci fermiamo, ma torniamo fra pochissimo, cambiamo argomento, cambieremo tema, però restate con noi a Buongiorno Sicilia. Di nuovo insieme a Buongiorno Sicilia e do il benvenuto e il buongiorno ad Ignazio Schintu. Buongiorno. Buongiorno a lei. È il direttore delle operazioni emergenza e soccorsi della Croce Rossa Italiana. Questa mattina parliamo del bilancio relativo al 2024 di quelli che sono stati gli sbarchi in Italia, ma a Lampedusa in particolare. Ma adesso ci arriviamo gradualmente. C'è stato un calo significativo, oltre il 50%, anzi quasi il 60% di sbarchi in meno. Questo però non significa che voi con la vostra struttura non avete lavorato tanto, perché anche quest'anno sono stati tanti gli sbarchi
a Lampedusa in particolare. Ci dice quali sono i numeri su Lampedusa intanto? Allora, intanto su Lampedusa dal momento in cui abbiamo preso la gestione noi abbiamo avuto 126.000 persone sbarcate fino ad oggi. Gli ultimi 2 sbarchi sono stati ieri per 142 persone. Nel 2024 gli sbarchi sono stati dimezzati, perché a fronte degli 80.609 del 2023 nel 2024 siamo arrivati a 45.997. Sono dati importanti, perché quando si dicono i numeri a volte non ci si rende conto che si parla di persone che sbarcano sul nostro paese in cerca d'aiuto. Si tenga presente che fra queste persone noi abbiamo segnalato quasi 5.000 vulnerabilità. Pertanto tutte persone che provengono anche da paesi in cui la vita umana vale poco o poco e niente. Di conseguenza sono tutte persone, la maggior parte di loro sono persone che cercano veramente di iniziare una vita che possa permettergli di vivere serenamente come gli italiani, come i cittadini europei, come le persone che vivono in paesi che hanno anche una democrazia che possa permettere il rispetto dell'essere umano. Direttore, tra i numeri che vengono fuori si nota come siano diminuiti soprattutto gli approdi, gli arrivi da alcuni paesi. Sono quelli con cui insomma sono stati raggiunti degli accordi, però si continuano a tracciare anche altre rotte. Ce n'è una nuova, quella dei Balcani ad esempio, quindi c'è, diciamo, i trafficanti di esseri umani cercano sempre di sfruttare la disperazione di queste persone. Sì, la rotta dei Balcani non ha mai smesso di funzionare, cioè è continuata, magari è una rotta che è meno monitorata da parte anche dei media, ma sui Balcani comunque l'immigrazione è continuata in questi anni. Abbiamo visto tantissimi arrivi che vengono gestiti nel nord-est del paese. È chiaro che anche in quel caso sono persone che scappano da morte certa, la maggior parte di loro, e credo che da una parte c'è il mare, che non dimentichiamoci, a Lampedusa c'è il mare, che non sappiamo quante sono le persone che sono state inghiottite dalle acque di quello stretto, ma pensiamo che dall'altra parte c'è il freddo, c'è una serie di paesi da attraversare che chiaramente non è così facile. Molti di loro perdono la vita anche nel passaggio, anche nel nord-est, insomma, nella rotta balcanica. Faceva riferimento ai dati dei dispersi che non si conoscono con precisione, però secondo un rapporto dell'UNICEF sarebbero circa 2.279 i migranti che hanno perso la vita durante le traversate, e molti di questi sono dei bambini. Sì, guardi, io credo che questi dati vengono dati per difetto, perché spesso si sanno di barche che partono ma che non arrivano. Di conseguenza l'UNICEF certamente ha dei dati abbastanza certi, però ci sono molti viaggi che non arrivano qua. Noi abbiamo ad esempio racconti di persone che ce l'hanno fatta, che ci dicono: siamo partiti un certo numero e siamo arrivati in un altro. Pertanto credo che sia molto difficile anche quantificare le persone che sono morte in quel tratto di mare. E con lei volevo parlare a proposito di sbarchi. Ci sono stati due a ridosso quasi del fine anno, uno addirittura la notte tra l'anno vecchio, cioè il passaggio dall'anno vecchio a notte di Capodanno, diciamo così, con un minore che poi ha raccontato per l'appunto che su questo barchino su cui viaggiavano c'erano altre persone che non sono mai arrivati. Per questi bimbi, per questi minori, sono delle esperienze drammatiche che probabilmente segneranno per sempre la loro vita. Sì, come dicevo, ci sono stati noi abbiamo segnalato circa 5.000 vulnerabilità. Tra le vulnerabilità ci sono anche i minori. È certo che per un minore, ma per chiunque, per un minore in particolare, il viaggio può essere una tragedia,
una tragedia umana dal punto di vista psicologico. Per questo quando arrivano a Lampedusa il supporto viene dato dal nostro personale, che non dimentichiamoci, all'interno dell'hotspot di Lampedusa ci sono diverse professionalità proprio per affrontare tutti i tipi di casi, dai medici, psicologi, educatori, mediatori, proprio perché fare l'accoglienza non è cosa semplice. Noi fin dal primo momento che abbiamo assunto la gestione di Lampedusa abbiamo pensato a queste persone. La nostra esperienza ormai su questo genere di attività è veramente ultradecennale, cioè ci occupiamo di migranti da sempre, in modo particolare anche in questa nuova fase che la possiamo far risalire dalle primavere arabe, che è cambiato tutto. E spesso, certo che molte volte chi fa l'accoglienza anche in questi casi cerca di farla magari immaginandosi del business, ma se le cose vengono fatte bene, business è difficile che si possa fare. E in questo caso, come diceva lei, per noi le vulnerabilità, vittime di tratta, minori, che sono la parte più difficile, ma da un certo punto di vista anche gli psicologi raccontano che forse il minore poi alla fine anche quello che, se supportato bene, è quello che dimentica più facilmente. Ma immaginatevi il dramma di una mamma che perde un figlio lungo il viaggio, che in quel caso, anche nel caso del ragazzino che diceva lei, del minore che diceva lei, viceversa, il minore che perde la mamma. Queste cose non si raccontano, però purtroppo esistono, continuano a esistere, sia su queste rotte, sia sulle rotte della Canaria, ci sono un po' su tutte le rotte che portano verso l'Europa. Direttore, voi avete, siete arrivati a Lampedusa non da tantissimo, però adesso l'hotspot è gestito da voi, siete voi che vi preoccupate di accogliere i migranti. Com'è cambiato l'hotspot dal vostro arrivo? Beh, intanto quando siamo arrivati era una struttura decisamente, diciamo, fuori dagli schemi, cioè una struttura che, posso dire, con la mia esperienza, ho girato un po' tutto il mondo, ma credo che la struttura era praticamente allo stato di abbandono, proprio perché, come dicevo prima, non ci si può inventare di fare l'accoglienza e poi non si può quantificare solo, cioè un migrante vale 20 euro, non ne vale 100, ne vale uno. Di conseguenza noi abbiamo cercato di portare quell'umanità che contraddistingue la Croce Rossa in tutti gli scenari del mondo, siamo presenti veramente dappertutto. Abbiamo cercato, noi ci eravamo dati 3 obiettivi che abbiamo raggiunto: quello di ristrutturare quel centro e renderlo perlomeno degno di chiamarlo hotspot di un paese come il nostro. La cosa più importante era ristabilire il contatto con la comunità preesistente, cioè con i lampedusiani. Qua non c'erano, qua c'era una parte di persone ghettizzate verso l'hotspot e dall'altra parte la popolazione che subiva spesso anche gli arrivi. Il terzo punto, che chiaramente era quello più importante, prepararci anche a dei numeri maggiori rispetto a quello che potevamo aspettarci. Il centro era in grado di ospitare circa 800.000 persone, ci siamo dovuti attrezzare per ospitarne decisamente di più. Siamo arrivati nel 2023 ad ospitare in qualche giorno qualcosa come 12.000 persone e non è successo niente, non perché siamo bravi, ma perché abbiamo cercato di programmare, di pianificare soprattutto l'accoglienza e immaginarci anche le cose che sarebbero potute succedere nel tempo, soprattutto poi perché la Croce Rossa deve fare Croce Rossa in tutte queste strutture. Noi non facciamo business, è sotto gli occhi di tutti, pertanto quando facciamo la Croce Rossa va fatta bene, per rispetto di chi ci dà la fiducia. Lo facciamo qua in Italia, lo facciamo in Ucraina, lo facciamo a Gaza e lo facciamo in qualsiasi parte del mondo e siamo impegnati, proprio perché con 160 anni di storia e quest'anno, il 2024, è stato il 160° anno di storia della Croce Rossa, credo che un po' di expertise l'abbiamo acquisita. Grazie allora al direttore delle operazioni di emergenza e soccorsi della Croce Rossa italiana per essere stato con noi questa mattina, Ignazio Schinto. Buon lavoro, perché fate un lavoro davvero prezioso e importante, non solo nell'accoglienza ovviamente dei migranti, ma ogni giorno, quotidianamente, e non solo in Italia. Grazie davvero. Grazie a lei, direttore, arrivederci. Una buona giornata.
E adesso ci dobbiamo fermare ancora, una breve sosta e poi però parleremo d'altro, qualcosa di più leggero, parleremo di teatro, di spettacolo, faremo con Edoardo Saitta. Restate con noi a Buongiorno Sicilia. Rieccoci insieme a Buongiorno Sicilia, c'è un aggiornamento dalle agenzie. 8 persone sono state arrestate dalla polizia di Caltanissetta con l'accusa di associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Per effettuare le consegne della droga il sodalizio si sarebbe servito di soggetti minorenni che sarebbero stati ricompensati con denaro e dosi di droga. L'attività avrebbe fruttato oltre 50.000 euro mensili. E adesso, come annunciato, parliamo d'altro, cerchiamo di avere un momento di sorriso in questa mattinata. Buongiorno ad Edoardo Saitta. Buongiorno a tutti. Ti ritroviamo con piacere. Ma per me è sempre uno stimolo. Ti ritroviamo a Buongiorno Sicilia con piacere perché poi noi sappiamo che su Antenna Sicilia siamo sempre presenti, siamo sempre presenti a tarda ora. A tarda ora, alle 23, no? quando le famiglie si placano, si calmano, i bambini dormono, tu, tac, e vedi sotto a chi tolga. Un sorrisino lo facciamo. Una cosa carina. Allora, stamattina parliamo di Gattacicova, che è una rivisitazione, quella che state proponendo voi, un po' particolare, no? Allora, quando mi dicono stai facendo Gattacicova, io allora li guardo e gli dico non è una novità, vero? Secondo te? Ora, a parte il brand ormai, come dire, consolidato, il brand famosissimo, e quindi questo titolo che echeggia negli anni, ci chiedevamo perché questo spettacolo ha resistito per tanto tempo, no? Io, secondo il mio modesto parere, ho sempre detto che a questo spettacolo noi in questa edizione abbiamo restituito la sua dignità, perché è stato sempre trattato come una farsaccia, come un testo così che mirava solo ed esclusivamente a farti fare 4 risate, mentre invece dentro c'è tutto, c'è una storia tra fratello e sorella, c'è una storia d'amore, c'è storie di vita, c'è una vita di campagna, c'è una vita di masseria dove si consumano anche talvolta dei drammi familiari, dei conflitti familiari, la terra è mia, no, la voglio io, no, io ora te la levo, cose che oggi all'ordine del giorno accadono. Quindi, avendo restituito un po' di dignità a questo testo, ci siamo resi conto che ecco perché il testo alla fine resiste per tutto questo tempo, perché l'abbiamo scelto, perché tocca le corde, tocca l'intimo dell'essere umano. Allora, in questa opera, diciamo, di rivalutazione che avete fatto, tu sei aiutato intanto dal regista. Sì, ma sono aiutato da Antonello Capodici, sono stato aiutato da Antonello Capodici, che ha seguito lo spettacolo, per lui credo sia la seconda edizione, e anche lui si arrovellava il cervello dicendo ma cosa c'è questa volta che mi tiene, cos'è? E lui ha detto in questa edizione a distanza di tempo ho visto dei rapporti umani che si intrecciano anche in palcoscenico, quindi ha fatto un bel lavoro anche di... La compagnia... La compagnia è forte, perché la compagnia si avvale di Salvo Saitta, del mio papà, che è un valore aggiunto, e interpreta il ruolo dell'avvocato. Ecco, in questo testo non ci sono ruoli che si possono tagliare, sono tutti ruoli importanti, anche le 4 battute, le 5 battute sono fondamentali, come nel caso per esempio di mio padre dell'avvocato, ma di Eleonora Musumeci, che annuncia che il bambino prima nasce morto e poi nasce, quindi proprio il cuore, il nocciolo della questione. E quindi Salvo Saitta, Francesca Agate, che interpreta il ruolo di mia sorella, che nella vita è una donna straordinaria, buonissima, sensibilissima, si trasforma, mi fa paura la sera. Tu immagina che il mio figlio... Non la riconosci. Infatti mio figlio, che ha visto un po' di prove, ci sono dei tuoni, degli effetti, dice a mamma, ma questo è uno spettacolo bruttino, ci sono i tuoni. Perché poi vede Francesca che mi tratta male. Francesca fa un'interpretazione straordinaria. E poi abbiamo Verdiana Barbagallo,
Ramona Polizzi, Alberto Abbadessa, Gianluca Barbagallo, Alfio Belfiore, Adriano Fichera, Eleonora Musumeci, l'ho detta e mi pare di non avere dimenticato nessuno. No, dovrebbero esserci tutti. Ci scuserà qualcuno? Ci scuserà qualcuno. Guarda, io così e poi no, non ho dimenticato nessuno. No, però forse Ramona Polizzi, l'ho detta, Ramona Polizzi. No, volevo dirti e volevo chiederti, cioè, voi vi arrovellate, no? Anche, ma c'è fate riferimento anche al codice civile, no? In qualche modo, no? Perché c'è un articolo che viene ripreso. L'articolo 1083, che adesso negli anni è cambiato. È cambiato sicuramente, però voglio dire, c'è questa attenzione, no? Da parte vostra, dicevi prima una cosa di vita di tutti i giorni. Le beghe hanno a che vedere con gli avvocati, con... Noi trattiamo un tema di legittima. Noi stiamo illuminando chi in questo momento ha problemi, che ha una casa, va bene. La legittima, ricordiamo che è la quota che spetta agli eredi. Agli eredi, quindi chi in questo momento è solo, a prescindere, spetta alla solo al mondo e ha solo una sorella e non gli vorrebbe lasciare una casa, una terra, un appartamento, quello che deve sapere. Solo la legittimazione di un figlio potrebbe evitare, insomma, potrebbe evitare tutto questo, ma nel caso del nostro protagonista è perché lui ha promesso la terra senza riservarsi l'usufrutto. Ma Russo Giusti era un avvocato, quindi Russo Giusti sicuramente in quel di Belpasso aveva origliato, aveva fiutato una storia simile e poi l'ha ricamata con a fianco il codice civile. Allora, ricordiamo che voi andate in scena sino al 26 di gennaio. Sì, il Teatro Musco ha una tiratura di 20 giorni. Finalmente il Teatro Musco, grazie a quello che già sappiamo, alla famiglia del Teatro ABC, è riuscito a ritornare come ai vecchi tempi, cioè a replicare uno spettacolo per ben 20 volte. Difficilmente trovi il teatro vuoto, trovi un posto vuoto, perché grazie a Dio le richieste sono tante, gli spettacoli vanno tutti bene dal primo fino all'ultimo perché uno tira l'altro e quindi noi siamo lì fino al 26 di gennaio, ancora qualche posto disponibile nelle settimane a venire, qualcosa nel fine settimana c'è, quindi tu mi hai detto che vuoi venire quando ti lasceranno andare 5 minuti, per favore, lasciate andare Gaiano un'ora che se ne viene a te, un'ora, magari si vede il primo tempo o solo il secondo tempo e poi torna un'altra volta e poi torna a vedersi così entro il 26, così esci 2 giorni, capito? Quindi ti faccio uscire 2 giorni. No, ti volevo chiedere a proposito del lavoro che fate, perché voi chiaramente siete impegnati anche con le prove e immagino che siete molto attivi da questo punto di vista. La sera quando finite lo spettacolo, che cosa provate? Allora io allora, ti dico una cosa, tu non te lo puoi immaginare quello che è successo. Ma io per questo dico. Io da settembre, io sono stato quest'anno per delle circostanze, di solito faccio o 3 o 4 spettacoli l'anno, quest'anno per esigenze particolari dovevano essere 5 su 10. Allora inizio a provare a settembre, debutto ad ottobre, debutto il primo spettacolo, quindi faccio lo spettacolo la sera, le mattine provavo già il secondo spettacolo e così è stato fino al 6 di gennaio. Quando abbiamo debuttato, l'8 la sera stuppai una bottiglia perché ho festeggiato la fine delle prove almeno fino a marzo-aprile. Va bene? Benissimo. E quindi, poi dopo che cosa ci puoi dire? Dopo, cosa facciamo dopo lo spettacolo? Dopo marzo-aprile. Dopo marzo-aprile che ti posso dire? Dopo marzo-aprile penseremo a qualcosa di nuovo, a qualcosa sempre di nuovo. Poi io in estate cerco di ricaricare le pile, di prendere energie, mi dedico a mio figlio che saluto. Serve, ciao Salvatore, che non so se è a scuola. Dobbiamo fare gli auguri alla tua moglie. Devo fare gli auguri a mia moglie, che oggi è il compleanno di mia moglie. Mia moglie... le mogli sopportano, pensi? Sì, tanto. Le mogli sopportano tanto, quindi auguri a mia moglie. Che è come se un augurio io ve lo faccio io. Mi auguro che tu mi sopporterai ancora per tanto tempo. Allora ricordiamo Edoardo Saitta con Gatta Cicova sino al 26 di gennaio, l'abbiamo già detto, al Teatro Angelo Musco di Catania. Angelo, io ho fatto di tutto, ho guardato la telecamera e ho chiesto espressamente a chi sai tu, liberatelo 2 giorni, 1 ora al giorno, recite il primo atto
al secondo anno. Benissimo. Si può fare. Tengo alla presenza di Gagliano, è venuto il direttore, è venuto Michele alla prima, che ci deve essere anche Gagliano. Benissimo, grazie. Allora Edoardo Saitta, buon lavoro, in bocca al lupo. Grazie, buona giornata a tutti. Ci fermiamo, fra poco saremo di nuovo insieme, restate con noi. Oggi 10 gennaio ricordiamo la data dell'inaugurazione della prima metropolitana al mondo. Si tratta della North Metropolitan Railway, primo sistema di trasporto sotterraneo risalente al 1863. Dal punto di vista tecnico la metropolitana è una ferrovia, per cui il traffico vi è regolato da sistemi di segnalamento ferroviario e particolari regimi di circolazione. Può avere percorsi sotterranei o sopraelevati, ma ciò che la caratterizza è l'assenza di attraversamenti stradali o pedonali. Al giorno d'oggi offre una rete di 408 km di linee attive che consentono di raggiungere qualsiasi parte della città. Se volete saperne di più, non perdetevi il Transport Museum di Londra. Abbiamo già parlato di stampanti 3D, ma per cosa vengono utilizzate? Questa tipologia di stampa non è ancora stata introdotta nelle catene di fabbrica, ma produce oggetti molto specializzati o su misura, come protesi o prototipi di nuovi prodotti. Ma lo sapevate che nel 2014 venne effettuata una stampa sulla Stazione Spaziale Internazionale? Questo ha permesso agli scienziati di utilizzare un particolare attrezzo che non avevano portato con loro dalla Terra. Eccoci, allora puntuali come ogni mattina, siamo adesso alla lettura delle stelle. Buongiorno a Marco Amato. Buongiorno Angelo, buongiorno Sicilia. Buon caffè, vedo tazzina particolare, molto particolare oggi. Beh sì, questa è opalescente, ha un raffinato decoro, oggi avevo voglia proprio di una tazzina un pochino più preziosa, questa è russa e ha un suo sofismo un po' lezioso proprio perché oggi è la luna che comanda, quindi c'è un dolce ricordo di rimembranza di antico e di passato. E ora ve ne narro un po'. Ebbene, questo weekend inizia all'insegna di una luna che si congiunge a Giove, un Giove un po' retrogrado, lento, che non dà proprio la magnificenza che in genere il pianeta dà. Ma cosa aspettarci da questo weekend? Scopriamolo insieme per tutti i 12. Ecco, l'Ariete pensa dopo alla fine di un lungo percorso, magari al ritorno di un viaggio, di qualcosa di interessante, un po' a come sistemare le faccende sentimentali, proprio perché gli stimoli sono stati e sono tanti, ma l'Ariete ha bisogno di collocare in una perfetta visione oggettiva un po' quelli che sono i suoi sentimenti. Andiamo invece al Toro. Che weekend avrà? Il Toro l'ho incoraggiato particolarmente questa settimana proprio perché i giochi di Urano e di Mercurio hanno fatto sì che l'occasione giusta arrivasse. Se siete stati abbastanza diplomatici avrete concluso un buon affare, un buon accordo, una buona intesa. Però oggi e questo weekend lo dedicherete molto alla valutazione dei pro e dei contro. Vi ricordo che una luna un po' oggettiva è tesa e protesa a mirare proprio a un vantaggio economico, pratico e oggettivo, ma del resto è la natura del Toro. Gemelli, la prima parte dello zodiaco è molto affollata anche perché è proprio da voi che questa luna si congiunge a Giove, quindi cosa porta? Sicuramente un miglioramento d'umore, anche se le quadrature con Saturno vi obbligano a fare un'analisi del passato, capire un po' dove siete per il percorso che è accaduto. Quindi, cari gemelli, sursum corda, assolutamente vedete il lato positivo delle cose. In questo la scienza del relativo è assolutamente dalla vostra parte. Cancro, è proprio la vostra luna che oggi tiene banco. Voi siete il segno della luna e quindi una luna così amplificata e dietro le vostre
vostre spalle nel segno precedente vi rende particolarmente emotivi, captativi. L'intuito sarà sovrano assolutamente, ma dovrete stare attenti a bilanciare bene i desideri e le esigenze nella coppia, perché lì potrebbe esserci un pochino di tensione. Leone, questa è una parte dello zodiaco un pochino più fluida, proprio perché il Leone riceve questa gestione della Luna congiunta a Giove in 11ª casa, quindi sogni e desideri e ambizioni che di nuovo ritornano. Quindi, cari Leone, ogni tanto ci provate sempre con i vostri sogni di gloria. Attendete un po', non sarà magari questo weekend, ma sicuramente un weekend decisamente molto piacevole per voi. Vergine, Luna di quadratura non è proprio l'ideale, proprio perché se arrivate a questo weekend un po' stanchi e un po' a volte disattesi in delle tempistiche o in degli accordi che ancora tardano ad arrivare. In amore invece c'è una maggiore attenzione da parte vostra e sembrate finalmente sciogliervi, quindi dateci dentro e impiegate bene il weekend sentimentalmente, state senza pensieri, come dicono a Napoli. Bilancia, questa luna è una luna di trigono, una luna bellissima ed aria come voi, è una luna che con Giove vi riporta a delle buone notizie. Poco ma buono, assolutamente, l'insegna di questo weekend per la Bilancia, che decisamente riprende il suo corso. Scusate. Scorpione, giornata oggi che vi vede un pochino distante dai movimenti planetari, proprio perché non riesce a dare la carburazione giusta ai vostri sentimenti sempre passionali, pieni di aspettative. Ci sarà modo questo weekend però di dedicarsi allo sport e anche a qualcosa di gioviale con gli amici. Sagittario, luna d'opposizione oggi per voi, per cui questo Giove vi ricorda sempre gli obiettivi che ancora volete raggiungere. Un po' insaziabili per adesso i Sagittario, ma troverete la strada per soddisfare i vostri desideri, è solo una questione di tempo. Capricorno, vi farà piacere sapere che Saturno interviene sulla Luna in una maniera razionale, per cui questo weekend è all'insegna dei chiarimenti emotivi e sentimentali. Insomma, quei discorsi che Capricorno non piace fare perché si confondono un po' nei sentimenti, ma che finalmente tornano a essere chiari e vi restituiscono serenità. Acquario, luna di trigono, bellissima, piena di stimoli e di cose da chiarire, da fare, assolutamente relativa ad un progetto importante che volete portare avanti. Oggi le idee e le alleanze non vi mancheranno, fascino in crescita con Plutone. Pesci, è proprio la quadratura di Saturno che ospitate nei vostri gradi a rendere questa luna un po' più frenata, un po' più razionale, quindi oggi tirerete un po' le redini e gestirete con un maggiore rigorismo un po' tutto. Il vostro peso lavorativo aumenta sempre di più in termini di lungimiranza e di visione lucida e chiara delle cose. Oggi i vostri pareri contano un po' di più per tutto. E detto questo, auguro a tutta la Sicilia uno splendido weekend e ci rivediamo lunedì prossimo con Buongiorno Sicilia. Ciao Angelo. Ciao, grazie Marco, buon fine settimana anche a te. Adesso noi andiamo a vedere quali sono gli appuntamenti più importanti di questo weekend in Sicilia. Weekend in Sicilia, tutto il meglio degli eventi da non perdere. Da giovedì 9 a domenica 12 gennaio il Teatro Stabile di Catania ospita il duo formato da Massimo Lopez e Tullio Solenghi con lo spettacolo Dove eravamo rimasti, in scena alla Sala Verga. Nuovo tour per Fabio Concato che torna ad Agrigento dopo circa 2 anni. L'appuntamento è per l'11 gennaio al Palaforum Bellavia. Questo nuovo concerto, che lo vede sul palco in compagnia dei fidati I Musici, si intitola Altro di me. Col nuovo anno tornano i percorsi guidati all'Orto Botanico di Catania, in programma sabato 11 gennaio alle 15 e domenica 12 alle 11. Un viaggio tra i verdi e profumati viali del Museo Verde per ammirare le collezioni custodite all'interno dell'Orto Generale e dell'Orto Siculo della Grande Serra. Uno show in solo, chitarra e voce, il live che Marco Castello ha riservato per la sua tappa palermitana a I Candelai di Palermo il 12 gennaio alle 21:45. Sabato 11 gennaio il celebre attore e comico palermitano Ernesto Maria Ponte inaugura la stagione teatrale 2025 al Cineteatro Imperia di Monreale con il suo nuovo spettacolo Sbandati. Il
Teatro Massimo di Palermo ospita una serata di gran rilievo musicale con l'esecuzione del Requiem tedesco di Johann Brahms. Questo capolavoro sarà presentato il 10 gennaio alle 20:30 nella sua versione per coro e pianoforte a 4 mani, offrendo un'interpretazione intima e profonda dell'opera. Sabato 11 gennaio parte la sagra delle crispelle a Via Grande. Stand con street food internazionali, crispelle, arancini, panelle e tanto altro, ma anche i manufatti artigianali realizzati dagli artisti locali. Inoltre uno spettacolo musicale presentato da Ruggero Sardo. E anche per questo fine settimana è tutto. Vi auguriamo un buon weekend. E adesso andiamo da Emanuela Corsi, vediamo cosa ci riserva dalle pagine dei quotidiani di oggi. Emanuela, prima di salutarci. Allora, intanto dal Corriere della Sera ti racconto, fa un po' sorridere, anche se sicuramente per lui non è stata una bella esperienza, questa storia, questa disavventura più che altro di un manager che ha preso un robotaxi, cioè quei taxi senza conducente, no? Perché usano l'intelligenza artificiale. Ecco, e lui è rimasto prigioniero dentro questo robotaxi e dice anche l'assistenza era un AI, quindi era sempre dell'intelligenza artificiale, non riusciva a fermare quindi l'auto. Questa disavventura arriva dall'Arizona. Lui dice: mi sentivo come in un film, perché praticamente doveva andare in aeroporto, solo che questa vettura ha iniziato a girare in tondo. Dice: io non potevo uscire. Senza empatia si è reso conto che siamo perduti. E poi ti faccio vedere invece dalla Stampa la tendenza della televisione oggi è quella di proporre delle trasmissioni, dei programmi, dei talent anche con gli scarti, tra virgolette, diciamo, personaggi che ormai non si vedono più da tanto tempo. Le meteore riciclate nei talent degli scarti. In televisione non si butta via niente. Li chiamano show rigenerativi, case, isole, fattorie che rilanciano appunto personaggi spariti. Da Bianca Guaccero a Scialpi, il piccolo schermo è il regno delle seconde chance. E l'ultima notizia invece la prendo dal Corriere della Sera, dove oggi c'è un'intervista a tutto tondo a Carolina Morace, che oggi è un europarlamentare, dice: il mio coming out a 56 anni in Italia non ha fatto proseliti. Oggi alle calciatrici interessano più i like che le conquiste. Ricordiamo appunto i suoi successi sul campo da calcio. Lei fu una delle prime donne a sdoganare il calcio al femminile. Esatto. La moglie si chiama Nicola Jane, l'ho sposata 3 volte, ho sconfitto chi diceva che noi donne non dovevamo giocare. Appunto queste le sue parole, la vediamo qui con la moglie, ma anche in una foto con la maglia della nazionale, appunto quando giocava a calcio. Grazie Emanuela, l'appuntamento ovviamente con Buongiorno Sicilia è a lunedì. Buon fine settimana a tutti voi, ci lasciamo con un omaggio ad un grande artista della musica internazionale. Stamattina sentiamo Rod Stewart. A tutti una buona giornata.